A me il compito di ricordare il percorso che abbiamo seguito. Il progetto è noto alla maggioranza di voi, probabilmente a tutti, se non altro perché molti di voi hanno attivamente partecipato e gli altri hanno avuto modo comunque di apprendere informazioni nelle varie fasi di sviluppo di questo progetto, che ha coperto poi un periodo di tempo decisamente lungo. In questi 10 minuti cercherò di ricordare un po' l'impostazione, di ricordare un po' quelli che erano gli obiettivi e come si è sviluppato. Poi chiaramente la parte dei risultati verrà sviluppata dai singoli relatori per le singole attività progettuali che sono state sviluppate. Da cosa nasce il Tottium? Nasce da una serie di esigenze. I progetti, il primo motivo per cui un progetto ha possibilità di avere successo è che risponda a un bisogno reale. Spesso ci dimentichiamo di questo. Quali erano i bisogni che hanno motivato lo sviluppo di questo progetto, l'idea di partenza? Beh, sono varie le tematiche che ha affrontato, ma sicuramente forse uno dei più importanti è la parità di trattamento, cioè l'equità dell'accesso alle prestazioni sanitarie, in particolare quelle prestazioni specialistiche che per loro natura non possono essere distribuite uniformemente sul territorio. E quindi nel momento in cui il problema è la distanza, nel momento in cui l'accesso diventa il problema, dobbiamo lavorare su sistemi, su progettualità che annullino questo problema, il tema della distanza. E quindi l'equità dell'accesso. L'equità dell'accesso, che è un tema che sarà sempre più presente in un sistema che avrà necessariamente costi sempre più elevati e a fronte di risorse non illimitate. Quindi il tema dell'equità dell'accesso effettivamente è un tema che è molto attuale e che sarà sempre più attuale in futuro. Da questo poi discendono tutta una serie di altre considerazioni. L'accesso alla prestazione specialistica di alto profilo garantisce comunque la possibilità di avere diagnosi più accurate, garantisce di evitare l'ospedalizzazione del paziente quando non strettamente necessaria o gli spostamenti del paziente, quindi valorizza al massimo le professionalità cliniche disponibili, ma non sempre in numero sufficiente per essere presenti ovunque. Naturalmente riduce il rischio clinico e complessivamente consente un migliore servizio, come l'assessore Migron giustamente citava, migliore servizio al paziente. Non dimentichiamo che tutto quello che mettiamo su lo mettiamo su con questo obiettivo. Il Toptium quindi è un progetto europeo che ha messo insieme diverse regioni europee. Sono state nella prima fase solamente 3, come vedremo, la regione Veneto, una regione spagnola e una regione danese. Sono poi diventate 5 nella seconda fase di progetto e ha sviluppato alcune tematiche: il teleconsulto in ambito neurochirurgico relativamente al trauma cranico e vertebro-midollare, il telelaboratorio. Sono state le due progettualità sviluppate inizialmente e poi declinate nella fase successiva del progetto. Nella seconda fase di progetto poi sono state sperimentate a livello prototipale altre 2 attività, che sono il teleconsulto dell'ictus ischemico finalizzato alla trombolisi e lo sviluppo della terapia anticoagulante orale gestita in modo decentrato. Qualche numero anche per avere un'idea. Allora, innanzitutto la prima fase, la fase, come citava il dottor Dario, di market validation, in cui sono state sviluppate le progettualità, è stata sviluppata nell'arco 2004-2006, ha avuto uno sviluppo operativo nell'arco di 18 mesi e l'obiettivo appunto era di mettere a punto i nuovi modelli di telemedicina. I 2 servizi, come vi accennavo, erano il teleconsulto neurochirurgico e il telelaboratorio, e 3 erano le strutture coinvolte a livello europeo, 3 regioni. In Veneto inizialmente avevano diritto 10 aziende URSS e ospedaliere. Come tutti i progetti in fase prototipale si inizia non in modo diffuso, ma sviluppando le attività. La fase di initial deployment, la fase successiva, sviluppata in quanto la prima fase aveva dato dei buoni risultati, risultati che meritavano di essere declinati sul territorio, si è sviluppata nel triennio successivo, 2007-2009. In effetti il progetto si è concluso alla fine del 2009, l'evento di Verona è stato fatto nella fine appunto del 2009, è stato sviluppato, i risultati sono stati presentati alla fine del 2009 e
L'obiettivo era quello di diffondere i servizi implementati nella prima fase a tutto il territorio regionale, quindi teleconsulto neurochirurgico e telelaboratorio, e di sperimentare 2 nuovi servizi con tematiche un po' più complesse, più integrate, come il teleconsulto dell'ictus ischemico e la terapia anticoagulante orale. Come vedete, in questa fase si è allargato il gruppo di lavoro, il team, 5 regioni europee, e in Veneto si è esteso praticamente a tutte le aziende ULSS e ospedaliere. Altri numeri riguardano le dimensioni di costo del progetto. È importante, è chiaro che la complessità non è necessariamente legato al budget, però le 2 cose vanno spesso di pari passo. Un grosso progetto richiede anche un grosso sforzo organizzativo e un grosso investimento economico. Come vedete, naturalmente i costi sono diversi nelle 2 fasi di progetto. La prima fase era più limitata, sia in termini di tempo sia in termini di attori coinvolti, e come vedete nella prima fase abbiamo avuto un finanziamento complessivo di 2.200.000 euro. Di questi il budget per il Veneto era di 1 milione di euro, metà dei quali provenivano dalla Commissione europea, metà dei quali dalla Regione Veneto. Questi progetti sono cofinanziati, prevedono un cofinanziamento degli enti che sviluppano il progetto. Nella fase di initial deployment successivamente il costo è decisamente più alto, abbiamo un finanziamento complessivo di 19.400.000 euro, e come vedete la Regione Veneto ancora una volta fa come centro coordinatore del progetto un po' la parte del leone, sia in termini di finanziamenti ma anche in termini di attività, quindi 5.800.000 euro. In questa fase, come accennava il dottor Dario, la Regione Veneto ha investito una somma superiore, non più il 50% ma il 70%, a dimostrazione di una convinzione nel portare avanti l'attività. Quindi complessivamente abbiamo un progetto che nelle sue 2 fasi ha avuto un budget complessivo di 21.600.000 euro, con un finanziamento europeo di 2.115.000 euro e un finanziamento complessivo della Regione Veneto di 3.070.000 euro. Quali sono stati gli obiettivi del progetto? Gli obiettivi del progetto rispondono a quelle che erano i bisogni, a quelle che erano le idee che l'hanno un po' lanciato, no? Quindi sicuramente sviluppare una metodologia di lavoro che consentisse l'equità di accesso alle prestazioni specialistiche, anche a quelle normalmente non facilmente raggiungibili se non con lo spostamento fisico del paziente. Lo spostamento fisico del paziente spesso lo vediamo in termini di risparmio economico, ma ricordiamoci che spesso il primo obiettivo è di non esporre pazienti a spostamenti inutili, pazienti che sono critici, delicati. Mettere un paziente con un trauma cranico in un'ambulanza, fargli fare magari 50 km, magari da regioni di montagna, piuttosto che in strade trafficate, ecco, non è il massimo. Poterlo gestire in un ambiente protetto ospedaliero sicuramente è meglio. L'altro obiettivo era di non sviluppare un progetto informatico, ma di portare ad una riorganizzazione dei processi del percorso del paziente, quindi iniziare dall'analisi del processo, forte coinvolgimento dei clinici, di chi gestisce l'organizzazione in ospedale, per migliorarlo. Quindi l'informatica come strumento per migliorare i percorsi. E quindi razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche, ovviamente, riduzione della gestione cartacea verso una gestione digitale a valore legale, quindi non più il teleconsulto telefonico come si faceva, si è sempre fatto, insomma, fra paziente e medico, medico e medico, con tutti i rischi che comporta, ma un percorso blindato dal punto di vista della sicurezza. L'utilizzo di standard tecnologici internazionali condivisi, il fatto che diverse regioni europee partecipassero a questo progetto non era una pura casualità, ma portava la conseguenza di definire standard comuni, individuazione di dataset clinici condivisi, rispetto di riservatezza e sicurezza, trasferimento dei risultati ottenuti tra strutture sanitarie diverse. Quindi sviluppare progetti che poi erano messi a disposizione sia come progetti sviluppati, sia come modelli per futuri progetti, a disposizione di tutti quelli che avessero voluto poi trarne vantaggio e beneficio. Progetti complessi dal punto di vista organizzativo, il dottor Dario citava anche la parte amministrativa che spesso viene dimenticata ma è importante perché tutta l'impalcatura poi ha anche questi aspetti, la Commissione europea è estremamente severa nella definizione dello sviluppo delle fasi di progetto, quindi
la necessità di mettere insieme un gruppo di lavoro molto solido, quindi la figura di un project coordinator, un gruppo di coordinamento del progetto che aveva appunto base qui in Regione Veneto, a Treviso in particolare, e che poi è stata un po' il punto di partenza di Arsenal in qualche modo, si è sviluppato da questo gruppo di coordinamento. L'individuazione di referenti scientifici, tecnici, referenti della comunicazione, gli aspetti legali ed economici, e poi a livello di singola azienda sanitaria appunto il gruppo di lavoro composto dai referenti clinici, amministrativi, sistemi informativi e della direzione d'ospedale, che sicuramente in termini di traino ha svolto un ruolo molto importante in questi progetti. Non mi va avanti la diapositiva, non so se la regia può fare, eccola qua. Il vero punto di forza, al di là del fatto che tutti hanno contribuito in modo importante, è che questo progetto è stato vissuto dai clinici come non qualcosa di imposto, ma qualcosa da sviluppare insieme, che nasceva appunto per sviluppare un'esigenza. E quindi aver sviluppato l'iniziativa fin dal principio, focalizzandola sulla sua valenza sanitaria e privilegiandola rispetto agli aspetti tecnico-informatici. Quindi non sviluppare un'idea di progetto e poi presentarla ai clinici successivamente e dire adesso fate. No, questo è un modo che non garantisce il successo. È la condivisione fin dal principio che porta poi a sentire il progetto come proprio e a svilupparlo. E quindi è importante che questi percorsi di telemedicina vengano vissuti come qualcosa di non diverso dall'attività clinica quotidiana. È un rischio importante in questi progetti che qui siamo riusciti ad evitare, quindi viverla come una modalità di erogazione della prestazione sanitaria fatta con strumenti diversi. Quindi non è il problema di usare il computer o non usare il computer, il problema è di svolgere una prestazione sanitaria con strumenti diversi da quelli che si usavano nel 1800 o nel 1900. Valore aggiunto è di aver creato una rete, questa è la rete del teleconsulto neurochirurgico, ma tutto sommato è anche un substrato per il futuro modello hub-spoke della sanità veneta. Il piano sanitario regionale, oggi interverrà anche il dottor Mantoan, prevede un modello di questo tipo, si fornisce uno strumento per costruire anche questo tipo di sviluppo della sanità veneta. Quindi i servizi in Veneto, i cui risultati verranno illustrati oggi, ripeto ancora una volta, sono questi 4 servizi, 2 ovviamente avranno risultati più ricchi di numeri, i 2 più giovani evidentemente sono in fase di sviluppo, ma sono interessanti come risultati iniziali. Non dimentichiamo, perché spesso noi ci focalizziamo al progetto come un progetto sviluppato in Veneto, che in parallelo si sono sviluppate attività anche importanti nelle altre regioni europee coinvolte, e quindi oggi ci focalizzeremo sugli aspetti sviluppati in Veneto, ma ci tenevo a citare anche il fatto che in Spagna, nel governo di Aragona, sono state sviluppate una serie di servizi che hanno coinvolto un numero elevato di strutture ospedaliere o territoriali. Lo stesso è avvenuto nella regione del Sud Danimarca, che è storicamente una delle più strutturate da questo punto di vista, quindi come vedete servizi di teleconsulto, assistenza a distanza, refertazione telematica, teledialisi. Il confronto poi consente anche di acquisire, e sicuramente nelle prossime progettualità il tema della maggiore condivisione anche fra partner internazionali è un tema importante da sviluppare. La contea di Uppsala in Svezia ha sviluppato servizi di teleradiologia, teleconsulto dermatologico, telemedicina per la chirurgia maxillofacciale, ancora una volta individuando più strutture sanitarie. E infine il partner, questi sono i 2 partner che si sono associati nella seconda fase di progetto, anche il County Hospital, il County Emergency Clinical Hospital di Timisoara ha sviluppato attività di teleconsulto. Vado a concludere con alcune considerazioni molto brevi. Il progetto è un'attività complessa, è un po' come predisporre il lancio di un satellite, e spesso noi ci focalizziamo su tutto ciò che porta a lanciare il missile, che richiede competenze, soldi, energie, preoccupazioni, e ci focalizziamo su questo momento. In effetti il problema vero è questo, cioè avere il satellite che da solo è in orbita geostazionaria e svolge la sua attività. Questo era il nostro vero obiettivo.
E i veri progetti di successo sono quelli che portano a questo risultato e non al lancio del missile, anche perché se il missile non porta a questo risultato ricade a terra e fa anche danni. Quindi, chiudo, la Regione Veneto giustamente ha voluto vedere se il satellite era in orbita geostazionaria, ha previsto un periodo di 1 anno di monitoraggio per vedere appunto se una volta che il gruppo di progetto ha fatto un passo indietro le attività si fossero sviluppate, e oggi siamo qui per vedere illustrati i risultati di questo progetto. Grazie.